Oggi siamo qui in Piazza Virgiliana con la scuola media Alberti del primo comprensivo Mantova e siamo qui per chiudere un progetto voluto da Avis Nazionale per quanto riguarda, la sensibilizzazione sul tema della donazione del sangue e degli stili di vita. Abbiamo voluto fare quest'ultimo evento in piazza proprio per portare questa comunicazione al territorio. L'esperienza di questo progetto, che ha il titolo I portabandiera della solidarietà, va nella direzione di sensibilizzare gli adolescenti. È un progetto sperimentale voluto da Avis Nazionale, fatto in collaborazione con i volontari italiani della pediatria, che ha previsto una serie di tappe che sono: la prima, quella di passare ai ragazzi delle competenze sugli stili di vita e sul volontariato e sulla cittadinanza attiva. In un secondo momento i ragazzi hanno fatto un'esperienza diretta di interviste e quindi di conoscenza di donatori, compilando in un passaporto della solidarietà tutte queste loro esperienze. Oggi abbiamo concluso con la parte bella del gioco, dove i ragazzi si sono espressi e dal punto di vista atletico e dal punto di vista delle competenze che avevano acquisito rispondendo a delle domande specifiche su quello che avevano appreso. La domanda era: i globuli rossi trasportano l'ossigeno? La risposta è sì, la risposta è giusta. La domanda era: a cosa serve lo spuntino di metà mattina e la merenda del pomeriggio? A non lasciare un intervallo troppo lungo tra i pasti, evitando di arrivare al pranzo troppo affamati e mangiare con voracità. La risposta è corretta. Il gruppo sanguigno zero negativo può ricevere da solo lo zero negativo. La risposta è esatta. La nostra società attuale, in questo periodo sociale così povero di valori, di trasmissione di valori, l'Avis riesce con questo progetto a coinvolgere i ragazzi, le famiglie, tutta la scuola per la promozione di valori di vita che veramente si stanno perdendo. Il progetto era rivolto alle classi seconde, sono 4 classi che hanno appunto svolte attività sia di studio, riguardo agli stili di vita e riguardo anche all'importanza della donazione e anche hanno partecipato al gioco con entusiasmo e quindi mettendosi proprio in gioco. Diciamo che l'esperienza è stata positiva e probabilmente avrà anche una seconda fase nel prossimo anno scolastico e quindi il lavoro continuerà. Lo spirito del dono traspare sempre nelle attività che la nostra scuola fa in collaborazione con Avis, sia per quanto riguarda la parte musicale, sia per giornate come queste dove si coniuga il movimento all'attività didattica, all'attività di ricerca, all'attività scientifica.